Dal 2 giugno i nostri clienti hanno confermato le prenotazioni già fatte in precedenza. È già una notizia che tornino i turisti tra le colline UNESCO, ma la vera notizia nella notizia è che i turisti in questione sono tutti d'Oltralpe. Maggiormente Austria e Germania. E hanno confermato tutti. Al momento sì, da quella data in poi, dal 2 in poi, hanno confermato. È il segnale che tanti aspettavano dopo mesi di chiusure, di incertezza per chi tra Prosecco e accoglienza ha impostato la propria impresa. Tornano gli stranieri a Valdobbiadene. Sembrerebbe di sì. Quante camere? Noi abbiamo 13 camere e 2 mini appartamenti. E avete già tutto confermato. Al momento hanno confermato, speriamo che continui. E a quanto pare non sarebbe l'unica conferma della zona, in particolare per la durata. Non un mordi e fuggi del fine settimana, ma anche periodi decisamente lunghi. È confermato solo per, diciamo, la prima domenica di riapertura o anche quelle successive? Anche quelle successive. Le camere funzionano tutti i giorni. Inevitabile infine la domanda sul contagio. Ma non hanno detto paura del Covid, hanno chiesto qualcosa di particolare? No, non hanno fatto particolari domande in questo caso. Ha chiesto se c'è Prosecco magari. Quello sì, forse ne saranno anche senza.